C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amici e amiche ben ritrovati, oggi vi riportiamo, almeno così, televisivamente parlando, nella Pinacoteca Tosio Martinengo per raccontarvi un bellissimo dipinto di Francesco Hayez, l'incontro di Giacobbe ed Esaù. L'opera fu commissionata da Hayez dal collezionista bresciano Camillo Brozzoni ed è datata 1844. Questa tela raffigura un episodio tratto dalla Genesi e narra il ritorno in patria di Giacobbe che chiede perdono al fratello Esaù per avergli sottratto il diritto di primogenitura con l'inganno. Giacobbe è accompagnato dalla moglie e dai figli e dona al fratello dei cammelli e un gregge, inginocchiandosi davanti a lui 7 volte per invocare il suo perdono. Rieccoci, capite che ci troviamo anche oggi alla prima gelateria sotto zero in via Marconi a Roncadelle, gelateria, caffetteria, dolceria, e tra pochissimo chiediamo questo: arroba poc savan galera. È simpatico e purtroppo anche attuale. Via! Attilio, tu col dialetto come te la cavi? Qualcosina so fare, capisco. Se la mamma o il papà ti urlano dietro in dialetto. No. Non si arrabbiano in dialetto. Attilio, allora questo dai è facile. Arroba poc se van galera. A rubar poco si va in galera. Bravo, traduzione perfetta. Vero o falso? Vero? Non è vero. Deve essere vero? Tu sei uno che ruba poco, che vive di espedienti. No. Ah, beh, onesto, bravo, lavoratore. Come? Lavoratore. Moderno. Gianni di Roncadelle. Sì, Avevamo bisogno di lei in questo momento. E sono un po', come dire, imbarazzato di dire il proverbio di oggi, per carità, lei sicuramente, insomma, a roba poc se va in galera. beh, a roba poca va in galera, vuol dire che va in galera appena che roba poca, che roba tanti va via in galera. Dove vanno? Non diciamolo, che è meglio. Alle volte vanno anche in posti importanti, ahimè. Certo, vuol dire che a rubare poco si va in galera, si va in prigione. È vero. Bisogna rubare tanto. Oh, lo Vale dice. la pena rubare poco, o è tanto o niente. Ma lei applica questa pratica? No, però o è tanto o è niente. Io applico il niente, di non rubare. Però se devo fare qualcosa lo faccio giusto, o lo faccio giusto o non lo faccio. Brava, è una donna saggia perché riesce a trovare l'altro lato della medaglia. Le vie a me non piacciono. Simpaticissima, brava. Poi non le chiedo che fine fanno quelli che rubano tanto, eh. Chiara, tu te ne intendi un po' di dialetto? Non tantissimo. Ne parli? No, lo ascolto, lo capisco, ma parlarne poco. Questo lo capisci subito. A roba poc se va in galera. Cioè, E a rubare poco si va in galera, si va in prigione. si va in galera anche a rubare tanto, vero? Sì. Esatto, quindi sì, però alla fine effettivamente anche a rubare poco comunque si va in galera. Giusto? Funziona così in Italia? No, non funziona purtroppo così molto. A rubare poco tanto mi sa che nessuno va in galera. Allora, il proverbio di oggi non c'entra affatto con l'Italia. Cioè, noi ci dissociamo proprio come italiani, non vogliamo neanche sentir parlare. A roba poc se va in galera. Vero? No? E poi a rubar tanto invece si fa carriera. No, l'avete detto voi. Va bene, grazie, alla prossima.